Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Incidente mortale ieri mattina nella zona industriale di Cutro sulla strada provinciale 63. A perdere la vita Gaetano Ciampà, 58 anni. Lo scontro è avvenuto frontalmente tra la Panda grigia della vittima e una BMW nera, alla cui guida vi era una donna rimasta lievemente ferita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Crotone. Blitz antiabusivismo nel quartiere Rom di Crotone, in via Acquabona. Un centinaio di uomini tra Guardia di Finanza, Carabinieri, Protezione Civile e Croce Rossa sono intervenuti a supporto di una ditta specializzata per rimuovere i manufatti abusivi. Per il prefetto Panico è un atto fortemente simbolico per il ripristino della legalità. I carabinieri delle stazioni di Rosario Valanidi e Cardeto nel Reggino hanno scoperto l'ennesima piantagione di cannabis nascosta in un orto di pomodori. I militari hanno atteso il responsabile in contrada Umbro e hanno arrestato Nicola Esposito, 58 anni. La polizia di Lamezia Terme ha tratto in arresto Angelo Pino, 30enne pregiudicato. L'uomo è stato fermato a bordo della sua auto e trovato con 6 grammi di eroina. Dopo una perquisizione domiciliare sono state trovate 18 cartucce Magnum, una pistola a scariche elettriche, un noccoliere metallico ed un pugnale. La polizia di Reggio Calabria ha arrestato 2 rumeni, Marian Coltan, 38 anni, e Alin Konstantin Plesa, 25, per tentato furto aggravato. Nell'ambito dei servizi di controllo, i 2 sono stati sorpresi in via Argine Calopinace mentre colpivano la vetrina di un negozio di telefonia. Un vasto incendio ha investito giovedì pomeriggio la zona sud di Crotone. Il vento ha alimentato le fiamme che da località San Giorgio hanno coinvolto in via per Capocolonna località Salica nei pressi di alcune abitazioni. 3 i Canadair intervenuti coordinati dal DOS dei Vigili del Fuoco. Per domare l'incendio sono servite 3 ore e mezza di lavoro e 45 lanci d'acqua. Grandi le notti di musica calabrese, come grandi sono gli artisti che allieteranno quest'estate 2010. RTL 102.5 torna in Calabria con i suoi tour. Stasera Marco Mengoni sarà a Diamante e domani al porto turistico di Le Castella. Attesi anche i Modà a Locri, Ciro Marina e Simeri Crichi. Grande show di Bob Sinclair a Montepaone l'1 agosto, mentre il 13 settembre a Catanzaro Elisa.